Da attendista a testimonial del vaccino anti-Covid, il professor Andrea Crisanti si è sottoposto alla vaccinazione contro il coronavirus durante una breve cerimonia all'azienda ospedaliera di Padova. In passato, ha precisato lo studioso romano, avevo detto che aspettavo la condivisione dei dati sui vaccini alla comunità scientifica prima di farmelo iniettare. Io non sono stato mai contrario ai vaccini, però penso che ci sia un problema, c'è stato un problema di trasparenza, questo problema è stato in qualche modo risolto con la condivisione dei dati pubblicamente alla comunità scientifica e anche al pubblico, quindi io penso che è il momento di testimoniare la consapevolezza che ci siamo di fronte a un momento di svolta, abbiamo a disposizione dei vaccini che sono sicuri. Innocui perfino, ha aggiunto Crisanti. Certo, ha poi detto, qualcuno potrà forse sviluppare un dolore al braccio, febbre o reazioni allergiche dopo il vaccino. Voglio tranquillizzare tutti, io per esempio sono allergico e me lo faccio. Arriveranno diversi vaccini anti-Covid, ha informato Crisanti. Alcuni saranno a base di proteine del virus prodotte in laboratorio, come è avvenuto per la vaccinazione tetanica e difterica. Tecnologia pura. L'importante è che il sistema immunitario venga stimolato da proteine del virus e non dal virus. Per questo si può dire che il vaccino è innocuo. Ci auguriamo tutti quanti che ci sia la massima adesione a questa vaccinazione, perché l'adesione a questa vaccinazione è fondamentale per bloccare la trasmissione.